Quali gli appuntamenti di quest'anno, ma soprattutto gli ospiti attesi? Allora, quest'anno è un anno molto importante che è quello delle unioni civili e noi abbiamo deciso di far diventare il Padova Pride Village la festa delle unioni civili e quindi abbiamo scelto degli artisti che hanno voluto, tramite il loro messaggio artistico, valorizzare ed aiutare la causa delle unioni civili. Abbiamo scelto una madrina d'eccezione, Noemi, che canta e scrive la nostra sigla, quindi la prima volta in 9 edizioni che un artista così importante ci dà questo contributo. Farà un grande concerto il 17 giugno, tra l'altro ad un prezzo anche speciale che è quello di 10 euro, perché abbiamo deciso di festeggiare assieme dando la possibilità a tutti di potersi divertire. Chiuderemo il 4 di settembre con un'altra grandissima che è Virginia Raffaele, che porterà sul nostro palco tutto il suo spettacolo veramente esilarante. E non solo loro, perché ci sono tantissimi altri ospiti come Alexia, come Laura Bono, Spagna, Fiordaliso, Lucio Ocone, insomma avremo dei grandissimi nomi. E non solo questi, perché poi daremo un grande spazio all'intrattenimento culturale, anche quindi delle interviste dove si faranno degli approfondimenti culturali, delle presentazioni di libri. Avremo Luca Tommasini, direttore artistico di X Factor, che presenterà il suo libro biografia Fattore T, e non solo, tantissimi sono gli appuntamenti. Lo spazio importante che vogliamo dare quest'anno è anche quello alla musica, perché tutte le sere dal mercoledì al sabato ci sarà il DJ set anche con degli ospiti musicali, dei grandi DJ che arrivano, come il 18 giugno avremo Albert Marzinotto, vincitore della prima edizione di Top DJ, quindi sarà un'estate molto ricca di eventi dal mercoledì al sabato e ci divertiremo e sarà per tutti.